Buongiorno a tutti, sono Monica Franzin, sono presidente dell'associazione Casa del Sorriso. E che cos'è Casa del Sorriso? È un centro di accoglienza per persone sole e con bisogni primari e anche centro di sollievo da circa un anno e mezzo. Allora, ci siamo incontrati con un dottore di condotta 23 anni fa, perché abbiamo avuto 2 anni di preparazione prima di arrivare a trovare una sede e abbiamo visto i bisogni nel territorio e abbiamo visto e trovato molte persone sole, delle persone che avevano bisogno di essere sostenute, di essere incoraggiate nella vita, perché se rimani solo ti trovi la stanchezza di vivere e ti lasci andare, però se sei incoraggiato, se sei stimolato con altre persone hai un futuro anche bello davanti. E un po' anche per la mia storia che ho vissuto, quindi abbiamo deciso di metterci insieme, costituire un'associazione e creare un centro che potesse accogliere tutte queste persone. Non è stata facile la cosa perché ci sono tante cose burocratiche, tanti cavilli che devi riuscire a sciogliere, però ce l'abbiamo fatta. 21 anni fa abbiamo appunto aperto la Casa del Sorriso e abbiamo cominciato con 2-3 persone che poi adesso sono arrivati ad essere 15-16 nell'arco della settimana a rotazione. Per primi dobbiamo ringraziare tutte le aziende che ci hanno dato una mano e che hanno creduto nella nostra associazione, tutte le persone che hanno lavorato in questa struttura, anche nel comune, nell'amministrazione di Gorgo al Monticano, che per prima si è offerta e ci ha donato vita naturale durante questa ex scuola che noi abbiamo ristrutturato con gli alpini, sia di Gorgo al Monticano che di Mansuè, anche Fontanelle. Ci sono aggiunti un po' da tutte le parti, gli alpini sono una forza enorme e appunto con queste aziende siamo riusciti ad avere anche tanto materiale, tante cose offerte che ci hanno dato la possibilità di costruire questo centro. Appunto siamo aperti dal lunedì al venerdì, abbiamo queste giornate che vengono riempite praticamente dalla mattina alle 8:30 alle 3:30 di pomeriggio come in una grande famiglia. Arrivano la mattina, vengono accolti, fanno la colazione, dopo la colazione c'è anche il momento di preghiera perché ci viene richiesto, hanno la ginnastica, un po' di motoria non fa mai male, anche se sono persone che hanno anche poca abilità motoria, ma cerchiamo di riattivare quel poco che è rimasto, anche solo per pettinarsi, per far così con le mani, che è sempre utile. E poi hanno il pranzo a mezzogiorno, dopo il pranzo il riposino, ognuno ha la sua disponibilità di poltrona per potersi stendere e dormire. Ci sono durante la settimana delle persone che anche qualificate, tipo delle psicologhe, delle persone che vengono a fare delle attività con loro, sempre per stimolare queste persone, per aiutarle ad essere attive, e hanno la merenda quando si alzano e alle 3:30 vengono riportati a casa con un pulmino che abbiamo a disposizione, che siamo riusciti ad avere, sempre con un po' di offerte, un po' dei nostri sacrifici, con raccolte, cene e quant'altro. Noi vediamo che ce n'è sempre di più gente che ha bisogno, famiglie che sono in difficoltà perché hanno queste persone da accudire, da sostenere giorno e notte, e quindi vogliamo essere di sollievo a queste famiglie e cerchiamo di fare il possibile. La richiesta è tanta, io ho anche persone che sono in attesa per entrare ma non ho la disponibilità perché il numero è già alto e ho un numero di persone fermo che non posso andare oltre. Quindi la nostra grande, come si può dire,
ambizione, sì, ecco, ambizione sarebbe di riuscire ad unirci e fare un altro centro qui a fianco, sempre per accogliere ancora più persone, per dare aiuto a ancora più gente. Se posso dire una cosa che cerchiamo anche sono i volontari. I volontari che abbiamo sono preziosissimi, fanno un lavoro immenso qua dentro, però non sono sufficienti per tutto quello che vorremmo anche riuscire a fare. Quindi avere dei volontari in più è un dono che qualcuno potrebbe farci anche.